Buongiorno e bentornati a Tu per Tu. Oggi sono con Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, parliamo di turismo, che è uno dei comparti trainanti, diciamo, dell'economia veneto, tanto che è stato recentemente confermato il suo primato tra le regioni italiane per turismo. Ecco, che anno è stato quel 2024 per questo settore? Beh, è stato un anno che tutto sommato, per fortuna, ha in qualche modo replicato le dinamiche del 2023 della stagione passata, con un po' di difficoltà nell'inizio di quella che è stata la stagione balneare, dovuto soprattutto a delle condizioni meteorologiche instabili che hanno complicato la vita agli operatori fino almeno alla metà di giugno e qualche problemino ce l'ha dato anche alla metà di settembre, regalandoci per contro un fine ottobre abbastanza buono dal punto di vista meteo che ha consentito un leggero recupero, seppur ormai, diciamo, nella costa veneta molte strutture lì erano già chiuse. Bene, invece la montagna, è uno dei cluster interessanti che stiamo rilevando, sta dando segnali positivi, forse un po' anche trainata da quello che sarà poi l'appuntamento 2026 di Cortina con le Olimpiadi. Già vediamo un interesse internazionale del mercato, soprattutto americano, un mercato alto spendente che ha cominciato anche a frequentare quelle aree, ma anche i mercati del nord Europa. Quindi la montagna, a tutto sommato, negli ultimi 2 anni ha dato dati estremamente positivi sia nel periodo invernale, come quello che ci stiamo accingendo adesso ad aprire con l'apertura degli impianti, ma anche, diciamo, nella stagione estiva. Bene il termale. Il termale ha avuto sicuramente negli ultimi, subito post-Covid, una ripresa molto interessante, anche non risentendo peraltro di problemi legati appunto alle condizioni meteorologiche, perché anche quando piove, quello è sicuramente un prodotto che continua a essere molto, molto accogliente. E le città d'arte che hanno visto complessivamente nel 2024, se non ovviamente un ritorno di quello che era il mercato cinese ai livelli precedenti Covid o russo per le ovvie ragioni legate al conflitto bellico, però una massiccia presenza di un mercato alto spendente, che è quello proveniente appunto dagli Stati Uniti, così fino almeno alla fine della stagione estiva, dopodiché c'è stato un leggero rallentamento di quel mercato dovuto ovviamente alla fase elettiva degli Stati Uniti, che sappiamo tendenzialmente in quel periodo gli americani tendono a muoversi un po' di meno, ma ben sostenuto però dagli inglesi, una leggerissima ripresa, come le dicevo, del mercato cinese e complessivamente una tenuta in termini di presenze, un po' meno in termini di permanenza media anche del mercato italiano. Questo dovuto evidentemente all'impatto che le leve inflazionistiche piuttosto che l'aumento dei tassi di interesse ha cominciato a dare anche nelle tasche degli italiani e che quindi ne hanno un po' risentito nel budget della vacanza complessiva. Ecco, lei ha accennato alla montagna, so che è difficile sempre fare previsioni rispetto alle imminenti festività natalizie, però abbiamo già un'idea di come potrà andare. Ma guardi, i segnali, noi abbiamo fatto una lettura, come si dice in termine tecnico, un pick-up attraverso uno strumento benchmark regionale, una piattaforma che utilizziamo che va a misurare il tasso di occupazione delle strutture ricettive anche in prospettiva futura e ci dava dare dei trend positivi rispetto al trend a pari data dello scorso anno, mi riferisco alle prenotazioni in entrata a pari data. Quindi questo Quindi ci si fa preannuncia un aumento. ben sperare, speriamo anche ovviamente in questo caso in precipitazioni nevose che consentano di avere poi una buona preparazione su tutti gli impianti, diciamo, sciistici della nostra offerta della montagna veneta. Però insomma c'è un leggero ottimismo, se così si può dire, cauto. Sicuramente è un settore che in questo momento abbiamo visto ripetere i dati di un 2023, forse anche leggermente sopra su alcuni cluster, cioè intendo aree di provenienza della nostra regione, dei dati di afflusso turistico, che fanno ben pensare, per esempio, rispetto a un altro settore che è quello un po' più in difficoltà del manifatturiero. Quindi il settore del turismo in questo momento è il settore che sta un po' trainando non solo l'economia della nostra regione con un'incidenza circa del 10, qualcosa del PIL regionale e del 13% del PIL nazionale, considerando che anche l'occupazione è tornata ai livelli pre-Covid
quindi molte persone, molti soggetti che erano fuoriusciti dal settore turistico nella fase di crisi sono adesso rientrati e diciamo, tenga conto che il 7% del totale dei lavoratori a livello nazionale opera proprio nel settore turistico, quindi sicuramente un polmone d'ossigeno per la nostra economia che chiaramente dà in questo momento una mano e ha delle prospettive di crescita molto interessanti. La Ecco, sfida cosa sarà forse chiede? un'altra. Quale sarà? Sì, ci interessa. Ma al di là di essere, come lei ha sottolineato, i primi a livello nazionale come regione in termini di presenze turistiche e quindi i numeri, dovremo cercare di fare anche di tracciare un po' la linea su quelle che sono i nuovi trend legati agli obiettivi ESG fissati dal PNRR e quindi agli investimenti di rinnovamento del nostro settore, piuttosto che anche al tema del valore in buona sostanza. Quindi non solo un aumento dei numeri, ma anche un aumento complessivo del livello qualitativo nel rispetto anche della sostenibilità ambientale. E questa sarà, credo, la sfida degli operatori e da quello che riusciamo noi a vedere al momento, anche attraverso l'altro nostro braccio operativo che è Fidi Impresa e Turismo, gli investimenti che in questo momento gli operatori stanno facendo e quindi l'accesso anche al credito della finanza per consentire le ristrutturazioni sta andando nella direzione giusta, quindi dell'efficientamento dei processi energetici, che è un tema che affligge molto il nostro settore, l'abbiamo visto anche con i rincari dell'energia elettrica, quanto abbiamo sofferto in quel frangente, ma anche di una sensibilità maggiore rispetto a quella che è la carbon, la cosiddetta impronta di inquinamento, insomma tutto quello che riguarda appunto le tematiche della Sostenibilità. sostenibilità ambientale. 2025 per chiudere, che cosa vi aspettate e se c'è qualche richiesta che fate per poter crescere, continuare a crescere e a chi la fate? Ma guardi, allora, in buona sostanza noi alla politica chiediamo possibilmente di avere delle corsie preferenziali per un settore che in questo momento sta dando veramente una grossa mano all'economia nazionale. Quando dico corsie preferenziali mi riferisco magari anche alla sburocratizzazione di alcuni processi autorizzativi nel momento in cui vengono fatte poi degli interventi di ristrutturazione importanti. L'altro tema che chiediamo alla politica con forza è quello di snellire anche i processi di ingresso di quella che è la manodopera proveniente dall'estero, perché con il calo demografico che stiamo impattando in Italia è chiaro che non saremo in grado di soddisfare tutta la richiesta e la domanda di lavoro che le imprese del turismo hanno, quindi sarà bisogno di snellire quei processi di ingresso per i lavoratori sia stagionali che non stagionali che poi vengono a lavorare nel nostro settore. Questo è un aspetto, diciamo, della politica su cui la politica può fare molto attraverso anche per carità, le camere di commercio, ma anche le ambasciate all'estero nel relazionarci con gli altri paesi. Poi, per quanto riguarda le prospettive del 2025, io mi auguro, visti gli investimenti che un po' tutti stanno facendo, di non ritrovarci ancora una volta in dinamiche analoghe a quelle del 2019 con l'incertezza che dilagava un po' su tutti i fronti, ma di poter fare una pianificazione pluriennale di rilancio di un settore che vede 33.000 alberghi in Italia di media dimensione, con grandi investimenti che stanno provenendo dall'estero, soprattutto nel mercato del lusso, dei 5 stelle, e quindi un posizionamento un po' verso l'alto del livello qualitativo, e che questo consenta anche in qualche modo di preservare però quella che è l'identità nazionale della nostra offerta turistica, che non si vada a snaturare, che consenta quindi ai nostri operatori di continuare a svolgere il loro lavoro, di avere gli strumenti per continuare ad investire e rendere l'offerta il più competitiva possibile anche nei confronti appunto dei competitor che abbiamo all'estero. È andata veloce. Noi terremo sicuramente sott'occhio come sarà il trend, pronti a tornare sul tema, a raccontare questo importante settore dell'economia del Veneto. Io ringrazio Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, per essere stato con noi. A presto. Grazie, grazie a voi, grazie a lei.